Buon pomeriggio, siamo qua con Maila Zorzenone, che è una delle ospiti della tavola rotonda di questo evento umano e digitale, che è il terzo appuntamento ad alta ispirazione del ciclo di incontri che quest'anno ci ha guidato nell'esplorazione del rapporto umano e digitale. Chiedo intanto a Maila di raccontarci di cosa si occupa la sua organizzazione. La mia organizzazione NT Nuove Tecnologie è un'azienda che opera dal 96 e si occupa di soluzioni IT personalizzate per i nostri clienti. E quindi il focus è sempre stato quello di realizzare soluzioni costruite sulla base di quelle che sono le necessità dei clienti, e quindi ha saputo fin dall'origine conoscere, costruire la tecnologia sulla base di quello che il mercato offre, con soluzioni sempre innovative. Il focus dell'evento di oggi è proprio il rapporto tra umano e digitale, quindi con un occhio di riguardo per l'innovazione. Quindi quello che ti chiedo è come la vostra azienda accompagna le aziende, altre organizzazioni nell'innovazione e se avete qualche progettazione specifica, o insomma un approccio di cui volete parlarci. Oggi il mercato è sicuramente molto più complesso e quindi le aziende devono rispondere a delle sempre più importanti. E riuscire ad accompagnare le aziende nel mondo IT è sicuramente il nostro punto di forza, e lo facciamo con progetti innovativi, puntando alla tecnologia, ma soprattutto alla relazione umana. Crediamo che il rapporto con il cliente, la fiducia che le aziende investono su di noi sia ciò che può fare la differenza. E quindi anche noi internamente stiamo trasformando tutta quella che è la nostra proposta da semplici soluzioni a servizio, perché è solo attraverso il servizio che riusciamo a garantire un miglioramento continuo, una gestione e un rapporto continuativo, e soprattutto riusciamo a puntare a garantire e supportare le aziende nel processo di business, nei loro cambiamenti e in tutto quello che è il mondo che oggi richiede la tecnologia e il mercato richiedono.